Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto a mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a fare il Fanta Batman, il segna o non segna. Allora, il format è lo stesso, io vi vado a proporre dei giocatori con i crediti, come se fossimo a fantacalcio, e poi voi potrete decidere chi prendere e avete un budget fisso che oggi è di 100 fanta crediti, fanta milioni, scusate, e mi dovete far sapere qui sotto nei commenti chi avete preso e il costo, e poi fate la somma per vedere se avete sforato oppure no. Poi, se avete sforato di 100 milioni, avrete la penalità che toglie 3 punti diciamo, alla fine della giornata. E poi dovete decidere anche un capitano. Allora, partiamo subito. Io vi propongo Milinkovic Savic a 18 milioni, Magnan a 20 e Provedel ve lo propongo, ma è più bassa della lista portieri ad 80 milioni. Poi come difensori abbiamo Di Marco a 12, Rachmani a 10, Soletta a 5 e Di Lorenzo a 10. Poi vi ricordo che potete fare il tipo di formazione 2-1-1, quindi formazione calcio a 5. Portiere e 4 giocatori che non sono il portiere, quindi giocatori di movimento. Poi abbiamo come centrocampisti abbiamo Modric a 10,50 milioni, poi McTominay a 11 e Lobotka a 8. Poi Lautaro Martinez, abbiamo arrivato attaccanti ragazzi. Lautaro Martinez a 10, stessi crediti per Holland, cioè 10 fanta milioni, e Leao a 8 milioni, cioè fanta milioni, scusate. Allora, ora vi parlo della mia formazione e perché ho scelto proprio questi giocatori per la mia squadra. Allora, Milinkovic Savic a porta, 18 crediti. Poi Di Marco e Solet vanno a comandare la difesa. Poi Modric a centrocampo che fa da capitano, no? E Lautaro Martinez a guidare il nostro attacco. E dovrei rientrare nel budget di 190 milioni e dovrei risparmiare anche una decina, ventina di milioni in più, se i miei calcoli non mi sfuggono, se i calcoli non mi sfuggono e mi tradiscono. Vabbè, ora vi spiego il perché ho messo questa formazione, perché ho scelto questi giocatori e poi andiamo a fare il segna o non segna. Allora, ho scelto, partiamo dall'attacco, ho scelto Lautaro Martinez perché secondo me, in base alla partita che farà, non mi ricordo la partita, però dovrebbe essere una partita che può segnare, ma sicuramente segnerà Lautaro perché secondo me è l'attaccante che al momento è in forma, è il più in forma che abbiamo in Italia dopo Holland. Cioè Holland e Lautaro sono, e anche Esposito sono gli attaccanti che sono più in forma nella Serie A. E non so perché Kivu, l'allenatore dell'Inter, non faccia l'attacco a due con Lautaro e Esposito e continua a mettere Lautaro e Thuram. Ora Thuram farà 20.000 gol a partita. Vabbè. Poi il centrocampo. Il centrocampo perché ho messo Modric? Tra l'altro da capitano, che se fa gol, i capitani se fanno gol fanno 6 punti. Vabbè, perché? Perché secondo me Modric è uno che la prestazione te la fa. È uno che ti cambia una partita, è uno che ti cambia appunto la partita, ma ti migliora il tuo centrocampo e tutto. Poi per la difesa ho scelto Di Marco e Soletta. Ho scelto questa difesa perché
Di Marco la prestazione te la fa sempre, perché diciamo la prestazione te la fa sempre. È la stessa cosa Suletto che in questo campionato lo sta stravolgendo, sta facendo ottime prestazioni. Tranne l'ultima che ha fatto l'autogol, eh. E poi a Milinkovic Savic a porta perché il 6, 6 e mezzo, 7 te lo prende sempre. Ora passiamo il segna e il non segna e poi chiudiamo qui col video. Allora, secondo me non segnano McTominay e Leao e prendono gol perché nel segna non segna comprende anche chi prende gol e chi non prende gol e prendono gol Butez e Magnan. Butez del Como e Magnan del Milan. E poi passiamo a chi segna e a chi non prende gol. Secondo me segnano Lautaro e Pulisic. E poi segna, cioè, non prende gol, scusate. Sommer dell'Inter, se gioca, bisogna vedere sempre se gioca titolare. E anche Milinkovic Savic che non prende gol. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione. Ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!